Nel cuore della frazione di Mosson, vicino alla vecchia parrocchia e alla fontanella scoperta nel 1896, si raccontava di un'acqua diversa da tutte le altre. All'inizio dell'Ottocento, quando la zona era isolata e la vita faticosa, gli anziani del paese parlavano di una leggenda che nessuno prendeva sul serio, almeno fino a quando non accadde qualcosa di inspiegabile. Si dice che chi beveva da quella fontanella immediatamente si ritrovasse ringiovanito. La pelle tornava liscia, il respiro più leggero, il cuore sembrava battere come quello di un giovane. Ma nessun miracolo arriva senza un prezzo. Chiunque si fosse abbeverato più di una volta, dopo pochi giorni, cominciava a cambiare. Non solo nel corpo, nella mente. La loro personalità si piegava, le memorie si confondevano, i sorrisi diventavano smorfie. E chi era tornato a Mosson dopo anni non veniva riconosciuto dai propri figli. A volte non veniva riconosciuto neanche da se stesso. Negli archivi parrocchiali del tempo si parla di giovani scomparsi, di vecchi riapparsi con occhi vuoti, di famiglie distrutte. Tutto dopo che qualcuno aveva bevuto quell'acqua. Ancora oggi, nelle sere umide, alcuni giurano di aver visto figure vagare attorno alla fontanella. Non camminano, non parlano, semplicemente aspettano, come se fossero rimasti intrappolati tra chi erano e chi avrebbero voluto essere.